Buonasera da Telefriuli e bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. La scomparsa del giornalista e scrittore Giulio Giustiniani, sposato con Elisabetta Nonino, CEO di Nonino Distillatori, aveva 70 anni. È scomparso dopo una breve malattia all'età di 70 anni il giornalista e scrittore Giulio Giustiniani. Nato a Firenze nel 1952, viveva a Percoto con la moglie Elisabetta Nonino, CEO di Nonino Distillatori, insieme alle 3 figlie, la maggiore di 21 anni e 2 gemelle di 15. Ha praticato la professione giornalistica in tutte le sue forme: caporedattore alla Nazione, vice direttore del Resto del Carlino e del Corriere della Sera, direttore del Gazzettino e poi direttore responsabile editoriale per la 7, direttore dell'agenzia multimediale Apicom. La famiglia ha voluto affidare un ricordo alla penna di Vladimiro Tulisso, che da lui fu diretto al Gazzettino. Lo descrive come un professionista non disponibile a mediare. Pensava alla responsabilità della professione, al pubblico dei lettori, cui non poteva far mancare un'informazione piena, ragionata e pulita. Fu un direttore colto e raffinato, ma anche un collega che non rinunciava ad arricchirti segnalandoti gli errori senza sconti, ma sempre con rispettosa eleganza, spesso ammorbidita da una battuta scherzosa. A Percoto, dove si ritirò dopo aver lasciato il giornalismo attivo, scrisse Il sangue e acqua, dove ripercorreva la propria fanciullezza e adolescenza, un racconto con gli occhi attenti di un bambino filtrati dall'esperienza e dall'acume di una persona intelligente e brillante. Nel libro, ricorda Tulisso, Giustiniani parlava del giornalismo come un mestiere che regalava l'eterna giovinezza, allungava la vita a dismisura. Oggi scopriamo che non era vero, chiude, ma sono stati anni divertenti. E le condoglianze alla famiglia, in particolare alla moglie Elisabetta e alle sue figlie da parte di tutta la redazione di Telefriuli. Gemona in lutto per l'improvvisa scomparsa di Ciro Baldissera, 67enne, molto impegnato nelle attività della comunità, in particolare era noto ovunque in regione per le sue gigantesche polente che preparava ovunque. Una persona generosissima e disponibile, una persona di quelle belle che ha detto tanti sì nella sua vita. Le condoglianze dell'amministrazione comunale alla famiglia, alla moglie Lucia e alle figlie Stefania e Federica, ma anche a tutta la comunità che è decisamente colpita da questa scomparsa improvvisa. Il cordoglio del sindaco di Gemona Roberto Revelant racconta l'incredulità e il dolore che si respirano nel suo comune, ma non solo, dopo l'incidente stradale che ieri sera è costato la vita a Ciro Baldissera, 67enne, pensionato, la cui auto è finita fuori strada dopo essersi ribaltata sulla Pontebana all'altezza di Artegna per cause da accertare. Con lui viaggiava Roberto Contessi, amico di sempre, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Ciro era un personaggio molto noto in tutta la regione, quasi un testimonial, dice ancora il sindaco, perché non c'era evento o manifestazione al quale non avesse partecipato, portando la sua allegria e soprattutto le sue gigantesche polente preparate nello spolet portatile. Sempre sorridente e entusiasta, si divertiva e faceva divertire, era sempre stato molto attivo nel sociale da quando era in pensione, ancora di più. A ricordarlo è anche un carissimo amico, Norino Pividori, presidente della Proloco di Gemona, anche se oggi era con i colleghi di Buia, per tanti anni era stato nella Proloco del suo paese, ma ancora oggi, dice Norino, collaborava alle nostre iniziative, era una persona meravigliosa, sempre disponibile. Siamo rimasti sconvolti dalla notizia della sua scomparsa, non riusciamo ancora a crederci. Nel giro di pochi giorni è successo un altro incidente che ha coinvolto un militare di stanza alla base USAF di Aviano. In particolare in questo caso l'uomo alla guida della propria auto avrebbe effettuato un sorpasso, ha effettuato un sorpasso vietato in linea continua, urtando un ragazzino in bicicletta. Ieri pomeriggio sulla strada provinciale 29 ad Aviano l'adolescente, un sedicenne residente a Budoi, è stato trasportato in elicottero in codice giallo all'ospedale di Udine. È stata inviata appunto immediatamente un'ambulanza all'elicottero del 118 in supporto e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polcenigo per i rilievi che hanno ricostruito le dinamiche dell'incidente. Sono scattati la multa e il ritiro della patente per il militare americano, che però è risultato invece negativo all'alcol test ed è intervenuto attraverso un video ufficiale il comandante della
base di Aviano, dopo aver manifestato vicinanza alla famiglia, ora ha parlato di iniziative che verranno intraprese per evitare che simili tragedie, si è riferito alla morte del quindicenne Giovanni Zanier, possano ripetersi. Hi, I'm Brigadier General Tad Clark, commander of the 31st Fighter Poco meno di 3 minuti di video, una parola ricorrente, famiglia. Il comandante del 31esimo Fighter Wing, Ted Clark, dopo la morte del quindicenne pordenonese Giovanni Zanier, investito a Porcia da una soldatessa americana fuori servizio, si fa sentire di nuovo. Dopo aver promesso subito che non sarà lasciata sola la famiglia di Giovanni, ha annunciato che tutti gli sforzi saranno fatti per evitare che tragedie simili possano ripetersi. Il passaggio chiave del suo messaggio è quello relativo alle azioni indirizzate al futuro, dopo la vicinanza del momento della tragedia. Vogliamo essere sicuri che tragedie del genere non abbiano più a accadere, dice, e quindi quello che faremo in partnership con i colleghi e amici italiani qui in aeroporto sarà sviluppare un programma per aumentare la consapevolezza e l'importanza di pianificare le nostre azioni, circondarci, qui il passaggio chiave, di persone responsabili delle quali fidarci. In sostanza la reintroduzione di programmi educativi all'interno della base e richiamo anche a una selezione rigorosa. La famiglia è una delle priorità della vita della base, ha detto il comandante Clark, estendendo il concetto anche alla comunità locale. Con loro abbiamo attraversato momenti belli, come la festa degli alpini alla quale ha partecipato a Piancavallo, e momenti brutti. Purtroppo in questo momento stiamo vivendo una tragedia, ha detto il comandante, e durante una tragedia bisogna sì dedicarsi a chi soffre, mostrare amore, ma anche guardare al futuro con azioni concrete. 2 interventi questa mattina da parte del soccorso alpino, uno per recuperare 2 alpinisti sloveni al rifugio Corsi, uno per soccorrere un escursionista colto da un mancamento sulla Mariana. Erano le 23:30 di ieri sera quando la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino è stata allertata dal gestore del rifugio Pellarini per il mancato rientro di una cordata di alpinisti da Lubiana, un uomo di 50 anni e una donna di 35 che erano partiti alle 5 del mattino per andare a scalare la cima del vallone dalla valle del Rio Freddo. Fatte le adeguate valutazioni e considerato il maltempo, le ricerche sono iniziate questa mattina alle 5:30 con 10 soccorritori della stazione di Cave del Predil assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Tarvisio e ai vigili del fuoco. L'elicottero della Protezione Civile ha imbarcato i primi 3 tecnici per una prima rotazione di perlustrazione ai bivacchi in Carnizza di Rio Freddo, al bivacco Cai Gorizia in Alta Valle di Rio Bianco e al bivacco invernale del Corsi, ed è proprio qui che 2 alpinisti sono stati ritrovati. Si erano rifugiati per il sopraggiungere del maltempo e hanno riferito di aver tentato in tutti i modi di avvisare il gestore via telefono, ma senza riuscirvi. I 2 alpinisti stavano bene e hanno scelto di rientrare in autonomia al rifugio Pellarini. Attorno alle 9 di questa mattina un uomo si è sentito male durante la salita al Monte Mariana, quota 1200 metri. È stato raggiunto lungo il sentiero dai soccorritori della stazione di Fornia Voltri, tra i quali c'è un infermiere, dalla Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco. L'uomo, della zona del Tolmezzino, era caduto in seguito a un mancamento e ha subito qualche contusione. Si è ripreso all'arrivo dei soccorritori che l'hanno imbarellato e trasportato a valle, da lì poi in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. A chiamare i soccorsi erano stati i suoi compagni di escursione. È la domenica del parziale rientro dalle vacanze estive, dunque traffico intenso un po' ovunque lungo la rete di autovie venete, dove si registra un alto numero di veicoli in transito, ma senza che si siano creati problemi particolari o criticità da segnalare. Come ogni domenica d'estate c'è stata qualche coda ai caselli delle località di mare, qualcuno anche alla barriera dell'Isert per entrare a Trieste o per passarci attorno se la destinazione era Slovenia o Croazia. Traffico intenso anche in uscita per il rientro da parte dei tanti turisti dell'Europa continentale del nord provenienti dalle località turistiche dell'Istria, della Croazia. La tradizionale festa degli allevatori in Malga Montasio è stata l'occasione per fare il punto sulle grandi difficoltà attraversate dal settore, non solo i costi dell'energia ma anche la siccità che ha inciso sui foraggi. Purtroppo si verificherà anche in prossimo futuro un calo delle aziende, tante sono anche adesso in via di dismissione a fronte di un prezzo
che ha toccato un livello inimmaginabile fino a 3 mesi fa. Abbiamo avuto però un costo per quanto riguarda i prodotti energetici che è schizzato inverosimilmente a prezzi fuori da ogni logica. Non parliamo poi del periodo siccitoso, una mancanza enorme soprattutto dei foraggi, e quindi è una situazione veramente, vorrei dire, tragica. Ecco. Poi la ricaduta che ci sarà anche sulle tasche dei consumatori. Io credo che insomma ci voglia una grande alleanza di questo Friuli, di questa gente, degli allevatori, per sostenere il primario. Credo che in momento di crisi, come è sempre successo nella storia, si è ripartiti con un grande impulso sulle attività agricole che si chiamano primario per questo, e quindi stiamo facendo uno sforzo straordinario per sostenere questo settore insieme alle famiglie e alle altre attività lavorative. C'era un'esigenza sulla macellazione d'urgenza che all'inizio veniva, diciamo così, ristorata da parte delle province, poi dopo che le province sono state diciamo, chiuse, il costo della macellazione d'urgenza ricadeva sull'allevatore. Con un intervento fatto nell'ultima finanziaria la Regione ha dato un contributo alle associazioni allevatori perché ristori di questi costi gli allevatori del Friuli Venezia Giulia. Sono 357 nuovi casi Covid rilevati in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 2.944 tra tamponi molecolari antigenici, 2 le persone morte con Covid tra Trieste e Pordenone, 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 161 negli altri reparti. La polemica relativa al mega pannello utilizzato durante area di Friuli Venezia Giulia che mortala un lago carinziano, su questa arriva una nota di Promoturismo FVG che risponde al capogruppo di Patto per l'Autonomia Massimo Morettuzzo, che ieri aveva bocciato in geografia la Giunta Federica per la scelta di promuovere la regione con una foto che con la regione aveva scritto non ha nulla a che fare il lago Zollnersee. Oggi Promoturismo ha fatto sapere che la scelta delle immagini che vengono utilizzate per la promozione è esclusivamente in capo a Promoturismo, che nell'utilizzo di questa immagine ha voluto valorizzare l'aspetto transfrontaliero. Il Zollnersee, lago di Saldaris, è parte integrante di più progetti comunitari sviluppati con il Land Carinziano ed è raggiungibile attraverso un percorso ad anello da Casera Ramazzi in comune di Paularo, risalendo verso il rifugio Fabiani. Il lago è inserito dunque nel circuito Malga and Alm Desired Experience con l'obiettivo dello sviluppo di un sistema transfrontaliero che coinvolga le malghe di Friuli, Venezia Giulia e Carinzia. La foto è stata scattata sulla cresta carnica al confine tra Italia e Austria ed è raggiungibile il lago in pochi minuti dal rifugio Fabiani. Un grande riscontro di pubblico con corse da Trieste esaurite da settimane per l'iniziativa In Viaggio per il Friuli Venezia Giulia con l'ETR 252 Arlecchino, il treno storico simbolo del boom economico degli anni 60 che restaurato e ammodernato è diventato un veicolo per promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. Il treno è partito questa mattina alle 8:30 dalla stazione centrale di Trieste e lo scopo delle 3 corse del treno è stato quello di promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico, in questo caso appunto per raggiungere area di Friuli Venezia Giulia. Il treno è arrivato a Gemona e poi da lì i passeggeri si sono diretti a San Daniele con un bus navetta. Chiudiamo con lo sport e con Lisa Vittozzi, regina dello sprint ai mondiali estivi di biathlon. Prima venerdì un secondo posto nella super sprint alle spalle di Dorotea Virer. Ieri la migliore in assoluto vincendola 6 km con 2 secondi di vantaggio sulla ceca Davidova. Per lei un errore al poligono, perfette invece le avversarie, dunque ottimo stato di forma sugli ski roll per la 27enne Scuola Camosci. Ci fermiamo qui, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e a voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.